Allora, pochi minuti ancora a disposizione, parliamo di pensione di garanzia, vero? Sì, pensione di garanzia, che parte, la proposta della CGIL parte da quell'intuizione che avevamo avuto già nel protocollo sul welfare del 2007. Rita può leggere i messaggi che arrivano. Sì, ancora nel 2007 con il protocollo sul welfare che avevamo fatto con il governo Prodi ancora, no? In cui c'era proprio anche là una notazione di principio che bisognava trovare la soluzione per far sì che i nostri giovani, le loro pensioni non andassero sotto il 60% dello stipendio medio. Era una assunzione, come dire, un principio. Dopo è cambiato tutto, poi sono cambiati i governi e adesso nella seconda fase del confronto con il governo si riprende con forza questo tema, perché la situazione non è andata migliorando ma è andata peggiorando, e allora si presenta questa proposta in cui praticamente a fronte di una carriera, di un giovane, di una carriera discontinua, con contratti di collaborazione a progetto occasionale e quant'altro, false partite IVA e di tutto di più che hanno avuto in questi anni, questo gap che ci sarà, no, dal punto di vista contributivo dovrà essere colmato con una valorizzazione dei contributi, proprio per mantenere un aspetto previdenziale del tema e non assistenziale, perché non vogliamo che i giovani di adesso, quando andranno in pensione, avranno già una parte di pensione di tipo assistenziale, perché sennò avremo una platea di pensionati amplissima di poveri, ma bisogna pensare a come dire, dare valore al lavoro che comunque in questi anni hanno fatto, ma che per un mercato del lavoro distorto e anche truffaldino a volte, no? Non per colpa loro, si trovano in una situazione, anche perché ormai loro ci andranno in pensione con il solo metodo contributivo, no, ma sarà una cosa per cui bisogna, ecco, adesso non sto nel dettaglio, però insomma la filosofia di fondo è questa. Perché è importante la legge sulla povertà? Allora, la legge tanto perché, come diceva Rita, mette a sistema tutta una serie di misure che finora si sono così accavallate, incardinate, e tante volte anche magari ricadendo sulla stessa persona senza che si sappia che ha più di un aiuto, perché poi siamo il paese dei furbi e quant'altro. Quindi mette a sistema, aiuta in una prima fase la povertà assoluta, insomma quelli veramente più poveri, ma soprattutto costruisce un progetto individualizzato per quella persona. E guardate che questo fa la differenza tra essere assistiti ed essere invece aiutati a ritrovare la strada, come dire, a risalire la china. Perché se io do una misura assistenziale, tu cura pioggia, non smuovo la voglia di uscire da una situazione di marginalità, di difficoltà e quant'altro. Mi danno un sussidio, no? Mi danno, chi me lo fa fare, no? E invece è un progetto di uscita e di ritornare soggetto attivo, cittadino, no, di una comunità che fa la propria parte, è fondamentale. E per far questo ci sarà bisogno anche di aumentare il numero dei professionisti, delle assistenti sociali, perché noi siamo anche qua, rispetto ai servizi sociali abbiamo poca lungimiranza, abbiamo poca visione di cosa significano, no? Si dà più importanza a tante altre cose, ma non all'aspetto sociale, quindi proprio ad aiutare le persone a crescere, no? Perché invece se non si valorizza questo aspetto, avrai sempre una grossa fetta di marginalità che rimane là e che non cambia. E che quindi anzi, intervenire anche su questo punto di vista investendo. Noi dobbiamo, come dire, lavorare perché
e tutto il paese progredisca, tutti i cittadini siamo di in questo chiusura, paese. devo fare la battuta di chiusura che non si avvicina neanche ai servizi, perché non sa che esistono, sì. quindi prendersi cura e prendersi in carico. Io penso, per chiudere, una cosa, che questo paese ha bisogno di uno scatto, ci sarebbe bisogno, come dice giustamente la Camuso, di uno shock, perché senza lavoro e senza sviluppo non se ne fa nulla. Allora noi siamo di fronte ad un paese che si è fortemente polarizzato, con delle diseguaglianze enormi, perché da un lato abbiamo un sistema di tutele che non redistribuisce, per fare l'esempio, ricevono più servizi banalmente, perché questo dice anche il rapporto, i ricchi che non i poveri, proprio per la ragione che si diceva anche prima, no? Cioè che non sanno nemmeno quali sono i servizi, perché lo Stato non ti prende in carico, non si prende cura di te. Quindi abbiamo avuto un welfare che non redistribuisce e stiamo su questo piano piano, con grande fatica, però provando a ricostruire, anche con una certa sensibilità. La cosa su cui non si sta facendo nulla in questo paese è dal punto di vista dell'occupazione e dello sviluppo. Abbiamo buttato via risorse, 18 miliardi per assunzioni a pioggia date alle imprese, e abbiamo visto anche qui dati recenti che hanno detto che c'è stato un calo verticale delle assunzioni a tempo indeterminato. Questa è una cosa. Ecco, questo governo se la sente nei mesi che gli rimangono per arrivare. Staremo a vedere. Ecco, con questo auspicio noi ce la metteremo tutta, ci riproveremo, non stiamo mai fermi, quindi continueremo a insistere su questo, perché non vogliamo mollare né su questi pezzi che si sono aperti, su cui vogliamo continuare a portare a casa risultati anche se piccoli, ma vogliamo che il paese appunto riprenda, insomma. Speriamo bene. Sì. Grazie, siamo in chiusura. Grazie a entrambi, Rosanna Bettella, Rita Turati, di essere state qui con noi, grazie alla SPCGIL del Veneto per aver collaborato. Come sempre ci sono le sedi provinciali a cui rivolgersi per far controllare e verificare la pensione. Grazie ancora a voi, naturalmente appuntamento alla prossima. Questo programma è stato offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta.